Mister Tomasello ai nostri microfoni. Mister, una partita che nel primo tempo era andata abbastanza bene, equilibrata come all'andata. Cos'è successo nel secondo tempo? Perché 4-0 è una brutta batosta in un derby così sentito. Sì, si dispiace per il risultato, però devo dire che poi è venuto fuori, nella seconda parte partita è venuta fuori tutta la loro forza. Dopo il primo gol la squadra ha subito, diciamo, un colpo psicologico e loro probabilmente si sono a quel punto un po' sciolti, e quindi è venuto fuori questo risultato brutto, che però ho detto ai ragazzi comunque di accogliere come un qualcosa che ci deve, come dire, spronare, ci deve far capire un pochettino che tipo di campionato si deve andare a fare, che tipo di avversari troveremo. Sono sicuro che i ragazzi da questa giornata non era quello che ci auguravamo, chiaramente speravamo, diciamo, di riuscire a tenere la qualificazione aperta, così come, diciamo, la partita è andata va detto, però purtroppo oggi si è andata male, perché poi nella seconda parte di partita i ragazzi sono, come dire, secondo me mentalmente proprio hanno subito quell'1-2 veloce loro e niente, ci rimbocchiamo le maniche. Da martedì iniziamo a lavorare, per quello è il nostro campionato. Domenica inizia, per cui ci mettiamo da parte subito velocemente questa esperienza della Coppa e iniziamo a lavorare per il campionato. A proposito di avversari, appunto, per il campionato, volevo chiederle come vede la partita con l'Accademia Trapani al debutto, vista la sconfitta sonora di oggi. No, vabbè, ma guarda, io dico che le cose negative che succedono poi devi scegliere cosa farne, cioè, o devi avere anche la possibilità, come dire, di prendere l'esperienza, di far sì che poi in questa giornata ti possa insegnare qualcosa. Sicuramente lavoreremo su questo aspetto, sull'aspetto soprattutto mentale, perché poi non puoi, come dire, crollare in quel modo, ma ripeto, da un punto di vista psicologico, probabilmente perché la mia è una squadra molto, molto giovane, quindi deve andare a prendere dell'entusiasmo, e quindi su questo sicuramente lavoreremo, perché so che è un gruppo che si impegna anche su questo aspetto. Avremo di cui parlare, di cose da approfondire con i ragazzi. Infine le chiedo, Girgenti è uscito toccandosi il flessore, sapete già? Sì, diciamo che poi nel momento in cui, diciamo, ha accusato questo dolore ho preferito toglierlo subito e niente, quindi appunto per risparmiarlo per quello che poi è il nostro percorso in campionato. Esatto, scelta saggia, perché sicuramente sappiamo quanto è importante il numero 10 per voi. Perfetto, ringraziamo il mister e gli auguriamo un buon inizio di campionato. Grazie.